Un giorno era in fuga con 2 corridori e Coppi l'ha sorpassato, sembravo fermo, mi ha detto. Aneddoti che raccontava agli amici della piazza. Chi è stato il più grande campione del ciclismo secondo lei? Abbiamo visto il Durai, poi c'era Delgado. Giovanni Nani Pinarello, uomo di fatica e di sostanza, concreto e consapevole, raccontava ai trevigiani il ciclismo dei suoi tempi mentre alzava le serrande della sua bottega, mentre spazzava il marciapiede di Piazza del Grano, senza rimpianto alcuno. Con quella bottega artigiana, dove si sarebbe dedicato alla costruzione di biciclette, dava inizio ad un'attività che avrebbe portato il nome Pinarello a competere con i colossi asiatici e americani, a far correre campioni come Indurain o Ulrich. La sua carriera da ciclista del dopoguerra invece terminava nel 1953, dopo alcune vittorie, fra tutte una tappa al Giro delle Dolomiti nel 1948 e la Coppa Barbieri nel 1950. Ma lui amava ricordare questa maglia nera al Giro d'Italia del 1951 ed ecco come terminava quell'aneddoto. E allora questi, dopo un paio di chilometri, ha cominciato la salita, gli hanno detto a Pinarello: andiamo a prendere i Coppi. E Pinarello gli ha risposto: ma se non stavo dietro neanche in pianura, cosa andiamo a prendere in salita? Oggi Pinarello, con la stessa consapevolezza delle proprie forze e la stessa fiducia del patron, guardano al futuro attraverso i 7 nipoti e i pronipoti. I 3 ragazzi qui che stanno diventando grandi sono un simbolo di questa famiglia che spero continui per molti anni ad essere presente qui a Treviso, questa nostra città. Per casa girerà ancora un Giovanni che ora ha 7 anni. Vedremo se riuscirà a calcare le orme del nonno, che è stato sicuramente una bella persona. E corre per il momento su triciclo la piccola Andrea Pinarello.